La legge di bilancio equipara gli alloggi popolari alle seconde case soggette quindi al pagamento dell'IMU. Preoccupazione nelle Ateri, il pagamento della tassa avrebbe ripercussioni sulla manutenzione degli alloggi. Incredibile tragedia, Eraclea, 35enne travolto e ucciso da un camion della nettezza urbana, il cui conducente si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente. Indagini dei carabinieri. Maxi retata in tutta Italia contro le cosche dell''ndrangheta, oltre 300 arresti in diverse regioni, ramificazioni anche in Veneto, un arresto a Padova. 2 ricoveri per meningite a Treviso in poche ore, 2 casi non correlati tra loro, un 15enne con meningococco, scattata la profilassi, un 42enne in rianimazione per pneumococco. L'acqua alta a Venezia torna a salire, la previsione in un picco elevato prevista per sabato all'alba. Il comune: siamo sempre pronti, ma le previsioni potrebbero mutare. Colleziona ben 15.000 euro di contravvenzioni non pagate, ma non si fa mai trovare dai vigili, nascondendosi dalla madre. Automobilista vicentina pizzicata grazie ai social. Grande festa per il Capodanno a Padova, spettacoli, fuochi d'artificio ed il concerto di Fabri Fibra in Prato della Valle. Per la prima volta bus navetta fino a tarda notte. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la nuova legge di bilancio che equipara gli alloggi popolari alle seconde case soggette quindi al pagamento dell'IMU. Preoccupazione nelle Ateri, il pagamento della tassa avrebbe ripercussioni pesantissime sulle manutenzioni degli alloggi. Sentiamo. Ma a noi risulta che all'articolo 95 della finanziaria abbiano di fatto scritto che non sono da considerarsi alloggi sociali quelli gestiti dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Quindi, togliendo via questa definizione, di fatto equipara gli ACP o le altre che si voglia a dei privati, e quindi questi alloggi diventano di fatto delle seconde case. Alloggi popolari equiparati alle seconde case, soggetti quindi al pagamento dell'IMU che ricade sull'ente proprietario dell'immobile, quindi l'Ater o gli ACP. C'è preoccupazione in queste ore ai piani alti degli enti che gestiscono le case popolari, perché la legge di bilancio 2020, non riconoscendo le case popolari come alloggi sociali, reintroduce l'IMU che era stata cancellata nel 2014 dal governo Renzi, una tassa che, sottraendo risorse agli enti, avrebbe ripercussioni pesantissimi sulle manutenzioni programmate degli alloggi popolari. Federcasa, l'associazione nazionale delle Ater, ha scritto una lettera aperta al premier Conte chiedendo una modifica della norma. Abbiamo fatto un documento che è arrivato appunto sul tavolo del governo, e quindi speriamo venga accolto, e questo qua ci risolverebbe il problema. La cronaca ora, incredibile incidente questa mattina ad Eraclea, 35enne automobilista travolto e ucciso da un camion della nettezza urbana, il cui conducente che si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente. Sentiamo i dettagli nel servizio. Erano le 5 del mattino. È finito contro un albero uscendo di strada autonomamente con la sua punto bianca in via Fausta a Eraclea. Ne è uscito illeso, ma Dennis Dorigo, 35enne originario di Eraclea, residente a Caorle, non sapeva che poco dopo avrebbe trovato la morte. Una tragica morte, proprio da chi si era fermato per prestargli soccorso. Il conducente, 59enne di un camion della nettezza urbana, che vedendo l'auto semidistrutta si è fermato per capire se il 35enne stesse bene, nonostante fosse già sceso dall'auto, e che avrebbe detto di non aver bisogno di alcun soccorso. A quel punto il camionista è ripartito, avvisando comunque carabinieri e 118, e senza accorgersene ha investito Dorigo. Dal luogo dell'impatto contro l'albero il corpo del 35enne è stato poi trascinato per alcuni metri fino ad arrivare qui, quando il camionista si è reso conto che era accaduto qualcosa. Sulla dinamica ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Dalla testimonianza del camionista sotto shock dopo l'accaduto, sembra che il 35enne non avesse gradito la sua chiamata ai soccorsi. Forse poi, una volta risalito sul camion, Dorigo si è spostato in un punto non visibile dall'interno dell'abitacolo e il camionista non l'ha visto. Tutto ora è nelle mani dell'autorità giudiziaria, che deciderà se indagare o meno per omicidio stradale il conducente del camion, mentre si attende anche l'esito delle analisi sul corpo della vittima, che
ieri sera si sarebbe recato ad un appuntamento di lavoro. C'è poi un altro aspetto che si sta cercando di chiarire. Nella pagina Facebook 6 di Eraclea Se è comparso il post di un residente che chiede aiuto per trovare una punto bianca che ha danneggiato la sua auto parcheggiata in via Martiri della Libertà. Maxi operazione dei carabinieri di Vibo Valencia contro l''ndrangheta, oltre 300 arresti in tutta Italia, coinvolto anche il padovano. Anche il Veneto coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri del ROS del comando provinciale di Vibo Valencia contro l''ndrangheta. Tra gli oltre 334 arrestati c'è anche un uomo che lavora alla Fincantieri di Marghera ed è residente ad Albignasego nella cintura urbana padovana. Era tornato in questi giorni in Calabria per le feste di Natale. Il blitz è scattato all'alba di giovedì 19 dicembre ed ha coinvolto 2500 carabinieri, politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato e massoni. Tra di loro anche l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli. L'operazione Rinascita Scott ha consentito agli investigatori di individuare e disarticolare gli assetti dell''ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, facendo emergere interesse con personaggi del mondo politico e dell'imprenditoria. Inoltre sono stati documentati incontri finalizzati al conferimento di promozioni e di incarichi ad affiliati di rilievo. I carabinieri hanno così acquisito elementi di riscontro in merito alle formule rituali utilizzate dai sodali per l'assegnazione del grado di 3 quartino. Il prefetto di Verona ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Toro Bravo SRL, azienda con sede a Verona operante nella gestione in Italia e all'estero di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del suo amministratore unico. Il quadro informativo fornito dagli organi di polizia ha fatto emergere risultanze giudiziarie sintomatiche del pericolo di condizionamento mafioso della Toro Bravo per contiguità con ambienti camorristici, in particolar modo con il clan dei Casalesi. 2 casi di meningite in poche ore all'ospedale Cafoncello di Treviso. Un quindicenne ricoverato da ieri sera nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Treviso con meningite da meningococco. Il giovane residente nell'Interland ha iniziato ieri mattina ad accusare febbre e cefalea. Nel pomeriggio, a seguito del peggioramento delle condizioni, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale dove in serata è stato disposto il ricovero in malattie infettive. Le condizioni sono discrete, è scattata la profilassi antibiotica per i contatti stretti in ambito scolastico, limitata a compagni e docenti della classe dell'istituto superiore frequentato e poi a livello familiare e del tempo libero. Il secondo caso di meningite non correlato al primo riguarda un paziente di 42 anni con meningite da pneumococco che non richiede misure di sanità pubblica. Attualmente ricoverato in rianimazione al Cafoncello in prognosi riservata. In questo secondo paziente la meningite è insorta come complicanza di un'otite. E torniamo ora a parlare della scomparsa di Samira El Attar. Solo ieri si è diffusa la notizia che il marito è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Siamo andati a Stanghella nel Padovano, dove la comunità si è stretta attorno alla figlia piccola della coppia. Se prima non si trova il corpo non si può stabilire il fatto. Una mamma non lascia i figli così tanto da soli. È una comunità sconvolta quella di Stanghella che da 2 mesi dal momento della scomparsa di Samira El Attar ha 2 preoccupazioni: capire cosa sia accaduto alla donna e soprattutto come sta la figlioletta di 4 anni. Sulla cittadina la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del marito pesa. Un uomo mite, Mohamed, operaio agricolo, si dice in paese. Da chi ho sentito così a largo raggio, ho detto che è una brava persona, però sa. In municipio la famiglia di Samira e Mohamed non era conosciuta. Qualche anno fa erano stati aiutati con pacchi alimentari, ma poi nulla, fino ai primi di settembre, racconta il sindaco Sandro Moscardi. È stato il primo passaggio di Samira qui da noi, soprattutto per chiedere una posizione lavorativa più stabile
e lei cercava un lavoro con un pochino più di ore per avere un'entrata superiore e magari con una forma anche più sicura. Ci siamo salutati rapidamente ma cordialmente. Ricordo un viso sorridente. Samira si era rivolta all'assistente sociale e all'assessore ai servizi sociali. A loro ha detto che avrebbe avuto intenzione di lasciare Mohamed, il desiderio forse di cambiare vita, non paura del marito, di possibili reazioni violente, racconta l'assessore, tanto che 2 giorni dopo il primo appuntamento era tornata proprio con Mohamed in comune per chiedere se ci fossero novità. Dal 21 ottobre il pensiero è per la bambina che frequenta la scuola dell'infanzia del paese. Puntualmente 1 o 2 volte a settimana ci rechiamo presso l'abitazione per controllare anche le condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione stessa, lo stato di salute della bimba. Dalla scuola non abbiamo alcun riscontro di carattere negativo. Con la figlia di Samira si alternano il papà e i parenti della donna, ci spiegano in comune. Le hanno detto che la mamma ha perso la strada, ma pochi in paese credono sia ancora in vita. Sono già passati 2 mesi e su 2 mesi la dovrebbero aver già trovata. E dopo tutto questo tempo non penso sia fuggita o che l'ha fatta sequestrare da qualcuno, non lo so. Le indagini dei carabinieri continuano. Il marito Mohamed, iscritto nel registro degli indagati con le pesanti accuse di omicidio e occultamento di cadavere, si dichiara innocente. Il suo avvocato chiede che nel luogo del ritrovamento degli oggetti di Samira si continui a cercare. È stata pubblicata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, interventi urgenti in conseguenza dell'eccezionale eventi meteorologici che nel mese di novembre hanno colpito i territori di varie regioni italiane, tra le quali il Veneto. Nell'ordinanza, informa la Regione, è contenuta la nomina del Presidente del Veneto Luca Zaia, commissario straordinario per il maltempo dello scorso novembre. Il commissario ha 60 giorni di tempo per presentare il piano di interventi per far fronte ai danni che nel caso del Veneto hanno colpito soprattutto il litorale da San Michele al Tagliamento fino alle coste del Basso Polesine, oltre naturalmente alla città di Venezia. E proprio a Venezia torna la preoccupazione per l'acqua alta, un nuovo picco è previsto per sabato mattina all'alba. Sentiamo. 140-145 centimetri. È questa la previsione del picco di alta marea che si potrebbe raggiungere sabato mattina alle 5:30. Un dato che però, specificano dal centro maree del Comune di Venezia, potrebbe subire delle modifiche. A oggi il dato è appunto di 1,40 alle 5:30 del mattino, che potrà però subire delle variazioni e quindi per questo consigliamo sempre di seguirci sui canali ufficiali di informazione del centro maree. La marea molto sostenuta, spiega il Comune, sarà causata dal passaggio di un'intensa perturbazione associata a venti di scirocco. Difficile stabilire se potrà andare oltre i 145. È difficile fare a oggi questo tipo di previsione, ma siamo ottimisti, insomma, che non si replichi nuovamente, almeno di questi giorni, insomma, quella marea eccezionale che abbiamo visto circa un mese fa. Il Comune non si farà cogliere impreparato. Noi siamo sempre in preallarme, siamo pronti con tutti gli enti proposti come sempre, quindi c'è sempre la massima attenzione, al di là della previsione che potrebbe essere comunque anche un po' più contenuta o leggermente più alta, e comunque in una sfera, fatemi passare il termine, di accettabilità, quindi non sovradimensionata, anche se nei giorni scorsi qualcuno insomma ha avuto di che ridire palesando delle situazioni davvero drammatiche. Ecco, non date ascolto a situazioni che non possono essere previste una settimana prima, ma seguiteci sui canali ufficiali, quelli del centro maree. Un messaggio poi va anche ai turisti. Di non disdire le prenotazioni e soprattutto di passare un favoloso Natale, perché quello che sa regalare Venezia credo che al mondo non possa essere uguagliato. Nel Bellunese ora, in un momento molto caldo per il settore dell'occhialeria, Marcolin presenta i risultati del suo 2019. Sentiamo.
Il cuore pulsante dell'occhialeria bellunese da tempo ha spostato il suo quartier generale nella zona industriale di Longarone e fa impressione osservare gli stabilimenti che sfornano gli occhiali più famosi al mondo. Sono uno vicino all'altro, Telios, Marcolin, Safilo, i primi col vento in poppa, Safilo con la fresca dichiarazione di 700 esuberi che venerdì pomeriggio saranno discussi al tavolo regionale. Dall'amministratore delegato di Marcolin, Massimo Renon, oggi è arrivato un messaggio di solidarietà per nulla scontata ai lavoratori. Noi facciamo gli auguri a tutte quelle donne e quegli uomini di Safilo che stanno vivendo sicuramente un momento difficile e di grossa indecisione. Noi vogliamo fare tutto quello che è possibile, se riusciamo e se possiamo, per aiutarli. È ovvio che il nostro primario obiettivo è garantire alle persone di Marcolin un futuro, un'occupazione solida e stabile. E il futuro di Marcolin appare florido, con un fatturato a 482 milioni di euro nel 2018. La strategia messa in campo nel 2019 ha dato ottimi frutti, sia in termini di partnership con i marchi che hanno successo globale, che nel rafforzamento di filiali e della rete di distribuzione. Abbiamo assunto negli ultimi 18 mesi oltre 200 persone, abbiamo portato a bordo marchi importanti, globali, abbiamo investito nell'infrastruttura tecnologica e adesso vogliamo anche massimizzare e consolidare questi investimenti. In un momento molto caldo per l'occhialeria, Renon spiega come sia necessario concentrarsi per sviluppare le competenze capaci di massimizzare le opportunità di mercato. Formazione, sostenibilità e fattore umano sono gli altri 3 step del piano per la crescita futura di Marcolin, il cui pacchetto di maggioranza è nelle mani del fondo francese PAI. Timori su eventuale volontà di disinvestimento non ce ne sono. Io non credo che succeda, sinceramente. Abbiamo ancora delle capacità, delle competenze in questo territorio che sono il vero valore aggiunto di questo settore. E abbiamo un'ultima ora di cronaca giudiziaria perché proprio pochi istanti fa è stata pronunciata la sentenza nel processo di primo grado nei confronti di Sergio Papa, il giovane accusato del duplice omicidio dei coniugi Nicolasi a Rolle di Cison di Valmarino. Ebbene, è stato condannato all'ergastolo e a 2 anni di isolamento diurno. Questa è la sentenza pronunciata proprio pochi istanti fa in tribunale a Treviso. Naturalmente maggiori dettagli nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri TG in onda a partire dalle 19:30. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta ora nel Vicentino con una super multa da 15.000 euro per una 45enne vicentina che non aveva mai pagato le contravvenzioni. È stata individuata grazie alla tenacia di un agente della polizia locale. Sentiamo. 57 verbali di infrazione al codice della strada di ogni tipo, dal transito in ZTL all'eccesso di velocità, dal passaggio su corsie riservati agli autobus alle soste vietate, multe mai pagate per un valore di 15.000 euro, elevate dalla Polizia Locale di Vicenza dal 2016 ad una 45enne con casa a 2 ville, ma dove non c'era mai. Nonostante gli svariati tentativi di notificare le multe nella casa di residenza della donna, solo la tenacia di un commissario della Polizia Locale, che come un segugio si è messo sulle tracce, è riuscito alla fine a rintracciarla. La tenacia, la pervicacia di questo operatore, di questo agente, di questo commissario, insomma, ha dato dei frutti veramente incredibili. Siamo riusciti a notificare un'ingente quantità di somma e quindi ad evitare un ammanco alle casse comunali. Il commissario ha intercettato su Facebook il post di un amico della donna, da cui poi ha intuito che probabilmente c'era stato un trasferimento da 2 ville a Vicenza. Fatte le opportune verifiche anagrafiche del caso, il commissario ha individuato la 45enne a casa della madre, presentandosi alla porta con un conto salatissimo. Gli automobilisti indisciplinati sono avvisati. Se pensano di passarla liscia finché non trovano commissari o agenti o operatori di polizia locale che sanno fare il proprio lavoro. Il mio grande plauso a questo operatore di polizia locale. E parliamo ora del Capodanno, presentata oggi la grande festa in programma in Prato della Valle. Sentiamo.
50.000 persone si attendono numeri da record per il Capodanno 2019 in Prato della Valle a Padova. Lo spettacolo, interamente gratuito, è stato pensato per soddisfare ogni esigenza. La festa in piazza con la musica e l'intrattenimento per le famiglie che vogliono attendere la mezzanotte, quando inizierà lo spettacolo pirotecnico. Poi entrerà in scena il rapper Fabri Fibra, molto amato dai più giovani, che si esibirà per il primo concerto del nuovo anno. Uno spettacolo unico, ma non sarà questa la sola novità. Per la prima volta si potrà raggiungere il Prato con bus navetta gratuiti, quindi anche per favorire un accesso sostenibile al Prato senza quel caos che spesso caratterizza i grandi eventi in Prato della Valle, soprattutto nelle zone limitrofe. Ci sarà anche il parcheggio di Piazzale Rabin che sarà a disposizione. Per chi vuole essere sicuro di trovare posto nell'area spettacolo per il concerto di Fabri Fibra, che è comunque gratuito, potrà ritirare il pass dal 29 al 31 dicembre alla giostra posizionata sul lato di via Cavalletto. Sul fronte sicurezza non mancano le azioni messe in campo dal Comune. Verrà chiuso il SIN dalle 15, però per fortuna siamo riusciti ad avere dal lato via Cavazzana anche un ingresso pedonale, esclusivamente pedonale, sempre attraverso il controllo da parte delle forze dell'ordine, che permetterà di accedere sia in Prato della Valle, quindi in tutte le zone del Prato stesso, e sia anche nella zona di pubblico spettacolo, dove ci sarà ovviamente un ulteriore ingresso dedicato per i possessori del titolo di accesso. Prato della Valle infatti sarà blindato, ogni via d'accesso verrà chiusa con New Jersey di cemento per impedire il passaggio dei mezzi. L'ordinanza del sindaco vieta inoltre di portare con sé alcolici, liquidi infiammabili e bombolette spray. Vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi in sovraimpressione. Potete vedere nel cartello i numeri e la mail a cui inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o mandare foto o video, contattateci, verremo noi da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del proprio presepe: se usate uno smartphone, effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate una segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo ed il numero di telefono al quale contattarvi. È tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con la nostra programmazione serale, subito dopo i TG torna 20:10 e questa sera con un veterinario parleremo degli animali domestici, e poi dalle 21:15 torna come ogni giovedì l'appuntamento con la Zanzega, un viaggio in alcuni dei luoghi più interessanti della regione del Veneto. Ospite d'eccezione il presidente della regione Luca Zaia. I protagonisti visiteranno a Venezia la Basilica dei Frari, poi il percorso procederà lungo la Pedemontana da Tiene fino alle pendici del Pasubio, per poi salire sul Faloria a Cortina, ammirando uno dei panorami più belli del pianeta. Un viaggio emozionante che dalle montagne più belle del mondo si sposterà sulle rive dell'Adige e infine sul lago di Garda. Appuntamento quindi a partire dalle 21:15 con la Zanzega. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo molto instabile a causa del transito di una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 20 dicembre. Sul Veneto giornata all'insegna del maltempo, con piogge diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata o forte intensità, specie durante la serata. Vediamo anche le temperature minime tra 7 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo precipitazioni anche in questo caso piuttosto diffuse, un po' dappertutto e localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche in questo caso condizioni di maltempo con rovesci un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 7 gradi, valori massimi sui 9-10 gradi circa. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.